Serie B-Win, tutti i colori della passione. Per la 31esima giornata in Serie B-Win si gioca allo stadio Bentegodi il sentitissimo derby tra Verona e Vicenza, due squadre che stanno attraversando opposti momenti di forma. La matricola scaligera al settimo cielo dopo il 4-1 ottenuto lunedì a Torino, la terza in classifica in piena lotta per la promozione diretta. I biancorossi iberici invece non vincono da 11 gare, nelle quali hanno ottenuto solamente 5 punti. In panchina c'è Massimo Beghetto, terzo allenatore stagionale, dopo Silvio Baldini e Gigi Cagni. Si parte agli ordini dell'arbitro Ostinelli di Como, c'è una buona cornice di pubblico al Bentegodi. È già in piedi Beghetto, all'ottavo minuto c'è questa progressione da parte del Vicenza con Baclé che spinge Taxidis, il greco della Verona rimane esanime a terra, c'è allarme sul terreno di gioco, partono i soccorsi, vediamo quello che è successo. C'è stata una ginocchiata ovviamente involontaria di Maietta nei confronti del compagno di squadra che fortunatamente può rialzarsi, seppur stordito. Sospiro di sollievo per Mandorlini. Taxidis può rientrare seppur con un turbante per una ferita al capo. Prima opportunità da gol per il Verona con questo colpo di testa lato da parte dell'ex bresciano Marecco. Siamo al 19esimo, il rinvio di Frison è sbagliato, la palla per Alfredson, l'attacco di Ferrari di prima, le pie per Gomez, il sinistro sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio del Verona con l'ottavo centro in questa Serie B-Win per Juan Ignacio Gomez Taleb, ed è un gol bellissimo, una gran sforbiciata mancina al termine di un'azione altrettanto pregevole, tutta di prima da parte degli uomini di Mandorlini. La reazione del Vicenza un minuto dopo con questo stop e tiro del francese Pierre-Alain Baclé, parata di Rafael, ancora Baclé, il tocco per Botta, dentro per Abruscato, è solo di fronte a Rafael, ma il bomber del Vicenza, che però non segna da 6 gare, spara addosso al portiere avversario. Rivediamo la sontuosa opportunità per pareggiare avuta dal Vicenza. Siamo al 24esimo, Gomez ci prova di sinistro da lontanissimo, la gran risposta di Frison in calcio d'angolo dalla bandierina. Gomez spizza di testa, è tutto solo Abate per deviare in rete alle spalle di Frison il raddoppio dell'Hellas Verona. Siamo al minuto 24, botta micidiale in 5 minuti alle speranze del Vicenza per abbattere il quarto gol in questa Serie B-Win. Insiste il Verona con Frison costretto ad anticipare Ferrari in uscita, ancora su invenzione di Gomez. Sul finale del primo tempo ci prova Rigoni per il Vicenza, colpo di testa su cross da sinistra di Botta, palla lontana dalla porta, difesa da Rafael. Inizia la ripresa, situazione difficilissima per il Vicenza che prova a attaccare da sinistra. C'è questo tiro cross di Gianluigi Bianco che per poco non sorprende Rafael, leggermente avanzato il portiere della Verona è costretto a mettere in calcio d'angolo. Attenzione, ancora Abruscato a tu per tu con Rafael, si divora la seconda clamorosa opportunità da gol di questo match dopo grande assist da destra di Gavazzi. Finisce la partita proprio di Elvis Abruscato dentro Michele Paolucci con la maglia numero 27. Il Verona riesce a controllare, attenzione a questa opportunità ancora per Abate, palla messa in calcio d'angolo. Siamo nella finale di gara, attenzione all'acrobazia di Nicola Rigoni, buono il gesto tecnico, non altrettanto la mira. In generale la squadra di Mandorlini non corre grandi rischi. Ostinelli fischia alla fine, Verona batte Vicenza 2-0, continua a sognare la squadra di Mandorlini verso una possibile promozione diretta.